Il TG del quotidiano La Nazione Siciliana, notizie della Sicilia in 3 minuti. Incendio all'aeroporto di Catania, errori e responsabilità. La notte di sabato si è sviluppato un incendio all'aeroporto di Catania che ha costretto alla chiusura fino a mercoledì prossimo, ad eccezione di 2 voli al giorno in partenza dal Terminal C, meno coinvolto. I disagi sono enormi, dallo scalo catanese partono e arrivano circa 40.000 viaggiatori giornalieri. Subito è scattata la corsa alle giustificazioni, ma le domande restano. Come è potuto scoppiare un incendio di quell'entità? Sono scattati tutti gli allarmi? L'evacuazione è stata ordinata o confusa? È stata assicurata una rapida assistenza e soprattutto vi era un piano antincendio ed è stato rispettato? Non spetta a noi essere innocentisti o colpevolisti, ma le indagini devono essere approfondite e ogni responsabilità accertata. Via D'Amelio, corteo della sinistra, occhio alle provocazioni. Il 19 luglio, anniversario della strage Borsellino, sfilerà un secondo corteo a Palermo, autodefinitosi dell'antimafia sociale. In realtà è un corteo egemonizzato in larga parte dalla sinistra e dall'estrema sinistra, che tentano ancora una volta di far diventare di parte la lotta antimafia. Tutti hanno diritto a manifestare e possiamo solo dispiacerci delle divisioni. Vorremmo solo che si tenesse alta la vigilanza contro ogni provocazione. Noi saremo invece alla fiaccolata ufficiale che partirà alle 20 da Piazza Vittorio Veneto. Accordo Regione Caronte a tutela delle isole minori. Accordo raggiunto al nuovo vertice convocato ieri pomeriggio dal presidente Schifani sulla questione dei collegamenti con le isole minori siciliane in difficoltà a causa del sequestro giudiziario di alcune navi della Caronte Tourist e del conseguente annuncio della compagnia di rescindere il contratto con la regione. Presenti i vertici della compagnia e l'assessore regionale ai trasporti Alessandro Aricò. L'accordo prevede il mantenimento fino al 30 settembre di tutte le corse DAE per Ustica e le isole Egadi e l'aumento del 20% di quelle per le olie. Coldiretti sull'agrivoltaico. Coldiretti lancia l'allarme sulle speculazioni attorno all'agrivoltaico. I grandi investimenti previsti in Sicilia si trasformeranno in pannelli fotovoltaici che ammazzeranno le aziende agricole, deturperanno il paesaggio e impoveriranno la maggior parte degli agricoltori. Vi è in atto una speculazione senza precedenti, dice Coldiretti, di chi vuole acquistare a cifre esorbitanti i terreni agricoli per posizionarci specchi per energia che andrà tutta al nord e non risolverà il deficit infrastrutturale dell'isola. Goletta Verde, trovate troppe acque inquinate in Sicilia. Goletta Verde ha presentato i dati delle acque in Sicilia e il 61% dei rilevamenti risultano oltre i limiti di legge. Su 26 prelievi solo 10 sono dentro i limiti. Bisogna però osservare che buona parte dei prelievi sono stati effettuati in vicinanza di porti, foci di fiumi, canali e scarichi artificiali. L'inquinamento è un problema grave, ma certamente in Sicilia non vi è il 60% del mare non balneabile. Quel bel libro controcorrente di Nello Musumeci. Ieri a Palermo il ministro Nello Musumeci ha presentato il suo libro La Sicilia bombardata. Hanno introdotto il sindaco professor Roberto Lagalla e i professori Gaetano Armao e Pasquale Amel. L'argomento è il costante bombardamento di Palermo e della Sicilia dal 40 al 43 e se questo sia stato utile all'offensiva militare anglo-americana o solo servito a terrorizzare la popolazione. Un bel libro controcorrente che obbliga a riflettere anche al di là della narrazione tradizionale. Un'ottima lettura per la nostra estate. Oggi è tutto. Per l'informazione della Nazione Siciliana, notizie.sicilia. Approfondisci su www.lanazionesiciliana.eu.